E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come si capisce quando la traiettoria di un leader politico arriva al proprio compimento, si avvia al proprio crepuscolo, quando è ora di premere il tasto game over? Beh, l'indicatore ultimo infallibile è quando costui viene abbandonato anche dai suoi fedelissimi, dai suoi alleati più stretti, da coloro con cui ha condiviso gran parte di questa traiettoria o che addirittura sono sue creature politiche. Questo la dice lunga ovviamente sul tasso di gratitudine che c'è in quella commedia umana che è la politica, ma queste sono le regole del gioco, bellezza, e dicendo bellezza, tra virgolette, pensiamo a Emmanuel Macron, che sta anche in queste ore ulteriormente sequestrando un paese europeo importantissimo e decisivo come la Francia attorno alla propria negazione del principio di realtà, alla propria volontà di trascinare ulteriormente il crepuscolo. E ormai ne prendono atto anche appunto suoi alleati storici, se non sue emanazioni politiche. Anzitutto è stato durissimo Édouard Philippe, che è presidente del partito centrista Horizon, sostenitore di tutti i governi allestiti in laboratorio da Macron nell'ultimo anno e mezzo, no? Quello dei 6 presidenti del Consiglio, e soprattutto volto scelto dal presidente per incarnare le sue politiche nel primo mandato all'Eliseo, insomma una strettissimo alleato politico di Macron. Si farebbe onore proponendo un premier il cui ruolo sarebbe di gestire gli affari correnti e redigere una legge di bilancio, poi presidenziali anticipate, in altre parole, per essere ancora più chiaro Filippo, annunci che se ne andrà, cioè c'è ormai un problema di esasperazione nazionale. Perfino peggio è stato Gabriel Attal, che è lo storico pupillo di Macron, il presidente dei deputati di Renaissance, che è il partito macroniano, quindi è, come dire, la figura politicamente più vicina a Macron di tutto l'agone francese. Sentite cosa dice Attal: come molti francesi non capisco più le decisioni del capo dello Stato. C'è stato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale prima delle ultime elezioni. Da allora, ha detto Attal, ha fatto scelte che danno l'impressione di una determinazione a mantenere il controllo. Cioè gli dice il presidente del suo partito: non ti capisco più, ormai dai troppo l'impressione di essere saldato alla poltrona col Vinaville. Queste erano forse le due figure politiche più vicine a Macron. Uno gli dice vattene, e l'altro dice non ti capisco più, sei incollato alla poltrona, la situazione è diventata insostenibile. Ma perché la situazione è insostenibile? Oggi Macron dovrebbe rendere dotta la nazione su come intende superare quest'ultima ennesima crisi di governo. Ormai è una crisi di governo infinita che si trascina da mesi, da anni, e che si rispecchia poi in una crisi economica, in una crisi sociale. Ormai la Francia è percepita da tutti gli attori internazionali come il malato d'Europa, vive con terrore l'arrivo del rating, lo stesso rating che invece ha premiato il governo italiano. I suoi titoli di Stato sono arrivati più volte ai livelli dei titoli di Stato della Grecia, di titoli spazzatura, cioè è una emergenza nazionale che si riassume nella permanenza, contro ogni logica e dato di realtà, di Macron all'Eliseo. Oggi, Monsieur le Président, realisticamente dovrebbe giocarsi due opzioni: nominare un nuovo primo ministro, il sesto in poco più di un anno, una cosa che al confronto i governi balneari della Prima Repubblica Italiana sembrano un capolavoro, no, di stabilità governativa. Oppure potrebbe convocare nuove elezioni legislative a meno di un anno e mezzo dalle ultime, già convocate in modo anticipato, perché poi qual è l'ossessione che sta alla base di questo
da un lato c'è l'attaccamento compulsivo al potere di Macron, dall'altro c'è la sua ossessione di tenere in ogni modo fuori dalla stanza dei bottoni la destra francese, il Rassemblement National, Marine Le Pen, già zoppata dai giudici, Jordan Bardella. È per questo che Macron ha passato l'ultimo scorcio della sua carriera politica o a inventarsi inverosimile Bonaparte contro la Russia, ma su questo non l'ha preso sul serio nessuno, e la menata dei volonterosi si è sgonfiata mezz'ora dopo che l'ha annunciata, oppure all'interno allestire governicchi rabberciati di minoranza fintamente politico-tecnocratici, governicchi pur che sia, pur di non far avverare l'ineluttabile, cioè il pronunciamento del popolo sovrano che oggi in tutte le rivelazioni dà il Rassemblement come primo partito nel gradimento dei francesi. Capite la crisi istituzionale, politica, economica, anche culturale in cui è intrappolata una nazione fondamentale per la cultura, per lo spirito, per la stessa nozione di Europa, non di Unione Europea, di Europa come la Francia. E allora non siamo noi beceri filolepenisti di Radio Libertà, sono i suoi alleati, sono i suoi amici politici, sono le sue creature che gli stanno dicendo vattene. Speriamo, anche se purtroppo ci crediamo poco, che oggi sia il giorno in cui Macron annuncia la liberazione dei francesi da se stesso. Grazie a tutti, vi aspetto